Siamo qui soprattutto perché questo sacrificio, questo impegno, l'impegno di Giorgio Perlasca rimanga un esempio forte e presente nella nostra memoria. L'interesse di un giovane, che è quello di trovare lavoro. Stimolare, guidare percorsi. Per cui dobbiamo cambiare regione, cambiare il governo della regione. Tu sei un combattente allora, uno che crede davvero negli ideali. Un contributo. Buongiorno. Dove andiamo? Abbiamo avuto periodi migliori. O facciamo gli agricoltori o seguiamo le pratiche o facciamo l'ufficio. I veci si sa parte, non vi rendi conto che i veci, chi è qui che ti saldo a baracca. Ti sai che dico la verità. E parlo dei quasi 100.000 bambini delle scuole paritarie. C'è altra alternativa, porteremo a casa il risultato. Bello, il Veneto Ferrari, da far ripartire. Adesso a dover far fronte a degli ostacoli che sono al di sopra delle nostre possibilità. È la realtà della grande distribuzione. Le piccole realtà di commercianti che adesso purtroppo non si tramanda più di padre in figlio come una volta. Solitamente a condizione familiare i negozi non siamo in grado di competere. Che i commercianti sono una delle categorie che stiamo ascoltando di più. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Il coraggio e la voglia e la determinazione di cambiare tutti insieme. Grazie.